Eder, Mech, Pallister. Hai sempre detto che il telefono e i cassetti di Liliana erano sacri, però quel giorno apri il telefono di Liliana e cosa vedi? Ma vedo dei messaggi strani in codice, penso, non so. E sono messaggi, adesso ad esempio ce n'è uno che scrive Cambe con 3 punti di domanda. Quindi sono i famosi messaggi di Claudio Sterpin. Certo, perché poi dopo nel tempo, poco tempo fa, lui dice che usavano fare dei messaggi in codice. Non lo so perché usavano dei messaggi in codice. Comunque nessuno sapeva di questa relazione, era tutta nascosta. Quindi sapevi che i messaggi erano di Claudio Sterpin, per cui quando blocchi quel numero quel giorno sai che stai bloccando il numero di Claudio Sterpin e non di uno scocciatore qualsiasi. Nessuno sapeva di questa cosa qua. Allora io mi domando, ma perché nessuno sapeva di questa cosa? Io non avrei neanche avuto che dire se Lili mi diceva guarda vado a trovare questo mio amico che è solo, che magari ha una certa età, gli vado a fare delle cose in casa così a stirarli. Tu conoscevi Liliana da 32 anni, ti saresti quindi accorto se lei fosse cambiata negli ultimi tempi, vero? No, assolutamente no. Scusa, ultimamente mi sono accorto, così me l'avevano segnalato, mi avevano detto guarda che Lili ultimamente non sorrideva più, non parlava più tanto. Evidentemente posso pensare che il Signore dice che era triste con me o queste cose qua. Io invece penso che si sia spaventata di questo signore, perché chiedeva sempre qualcosa di più, secondo me. Non so, il fatto di dire a me che voleva lasciarmi, oppure di andare con lui da qualche parte. Secondo me lei a un certo punto si è resa conto di essere entrata in un mondo che non le apparteneva. Liliana dimenticava spesso i telefoni a casa? Non è mai successo, a me succedeva di dimenticare i telefoni, però l'utilizzo che abbiamo sia io che mia moglie è molto relativo. Magari si andava giù in città e ci si accorgeva di aver dimenticato il telefono, si lasciava non si tornava a casa, si faceva le cose e poi si tornava a casa. Quando sono venuto dopo il giro che ho fatto su qua in altopiano carsico, sono venuto qua verso l'1:30 e sono entrato in casa e mi sono accorto che c'erano i telefonini, perciò diciamo non mi sono più di tanto preoccupato, non ho pensato niente di particolare, insomma. Dopodiché ho mangiato, mi sono fatto un po' di pasta così velocemente e dopodiché sono tornato, ero in bicicletta comunque, sono tornato con la bicicletta in città, ho messo la bicicletta diciamo, nel posto dove la tengo, al magazzino, ecco. E dopodiché sono tornato a casa alle 4 più o meno di pomeriggio e poi mi sono cambiato, mi sono messo lì davanti il televisore e è passata un'ora, passata due, arriva un messaggio dall'amica nostra vicina dicendo Lili ho un regalo per te. Allora a questo punto chiamo questa mia amica e gli dico guarda che Lili non è tornata a casa, non è ancora arrivata, non era mai successo. Ho detto forse poteva telefonarmi, i telefoni erano lì, però a me è successo più di una volta di lasciare a casa i telefoni, fermare una persona e dirgli guarda fammi fare una telefonata che avverto mia moglie. Può essere un suicidio? Guarda, non è nella sua natura, lei amava la vita e io, un momento, scusate, escludo perché amava troppo la vita, le sue amicizie, i suoi viaggi, le nostre cose, tutto quello che abbiamo costruito, il nostro amore perché ci volevamo sempre voluti bene. Tutte queste cose qua posso escludere che lei
non avesse più voglia di vivere. Questo è il concetto. Non avere più voglia di vivere in lei non l'ho mai visto. Era sempre col sorriso, più o meno forte. Nei momenti, adesso i momenti sono difficili perché la pandemia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.